Piromane sorpreso a Cammarata mentre tenta di appiccare il fuoco. L'arresto dei carabinieri con la collaborazione dei cittadini che ricevono il plauso del sindaco. Il vescovo di Cefalù scomunica chi sta devastando i territori. Sarebbe in arrivo una nuova ondata di gran caldo, mobilitata la protezione civile. Ricordate le vittime della miniera di Marcinelle. Benvenuti su TVA Notizie. Grazie ai carabinieri della compagnia di Cammarata e alla collaborazione dei cittadini del paese montano è stato arrestato un piromane. Oggi la conferenza stampa al comando provinciale dell'Arma seguita dal direttore Arturo Cantella. I militari della compagnia carabinieri di Cammarata, nello svolgimento del servizio preventivo nonché la repressione del fenomeno degli incendi estivi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di anni 70 residente nel Cammaratese per aver appiccato un incendio nelle campagne antistanti quel comune. A seguito di una segnalazione di un privato cittadino che l'aveva notato, con un atteggiamento sospetto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia locale che ha sorpreso l'uomo negli attimi successivi al divampare delle fiamme, le quali a causa del forte caldo e del forte vento hanno velocemente iniziato a divorare l'area circostante in direzione di un'adiacente area boschiva del centro abitato. L'uomo non ha saputo fornire una motivazione al suo gesto, per cui sono ancora in corso gli accertamenti di rito. Stamani la conferenza stampa a cura del comandante della compagnia carabinieri di Cammarata, Sabino Dente. Questo weekend, in particolare la notte tra sabato e domenica, la compagnia carabinieri ha eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto settantenne che si è reso responsabile delle violazioni del reato di incendio e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare il settantenne, su segnalazione di un privato cittadino, è stato bloccato negli attimi successivi al divampare di un incendio in un'area rurale a ridosso del centro abitato. Il pronto intervento della pattuglia che ha fermato il soggetto e ha segnalato il divampare dell'incendio ha permesso di conseguenza anche il contenimento dello stesso nel momento in cui le fiamme, a seguito del caldo e del vento, erano in direzione del centro abitato e di un'area boschiva limitrofa. I danni che si sarebbero potuti provocare sarebbero stati sicuramente ingenti e molto devastanti, a dir poco devastanti nei confronti della popolazione, in quanto appunto si sarebbe rischiato di dover evacuare interi blocchi di abitazioni e avrebbe devastato un'area boschiva che poi insomma, è anche la casa di specie protette di questa regione. Immagini che abbiamo visto in questi giorni provenienti dalla Sardegna ma anche dalla Grecia probabilmente non scoraggiano questi gesti, però hanno indotto i cittadini a collaborare. Fondamentale il rapporto e la fiducia che nutre il cittadino nei nostri confronti. Se infatti l'Arma dei Carabinieri, così come tutte quante le altre forze, così come l'organo statale in genere, può contare solamente sulla fiducia del cittadino che in un grande gesto di spirito civico ha permesso appunto la repressione di questo reato e la prevenzione nei confronti di ulteriori danni nei confronti di altri privati cittadini e dell'area naturalistica circostante. Qualche dettaglio su questo individuo che avete fermato gentilmente? Il soggetto è un anziano, settantenne, incensurato, il quale trovato nelle immediatezze, nelle adiacenze del punto in cui è divampato il rogo, non ha saputo fornire motivazioni esaustive rispetto alla sua presenza in quel dato luogo e circostanza. Assolutamente sì, l'intervento e la presenza dei carabinieri, soprattutto in via preventiva nelle aree boschive e rurali, viene sicuramente implementata durante queste fasi critiche dell'estate e così come ho detto prima è però necessaria e assolutamente fondamentale la collaborazione dei cittadini nel comunicare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o comunque sia anche semplicemente di dubbio rispetto alla presenza di persone con fare sospetto. Speriamo che l'accaduto possa servire da monito a coloro i quali meschinamente progettano atti a danno del nostro patrimonio.
Lo dice il sindaco di Cammarata, Giuseppe Manciapane, il quale plaude al senso civico dei suoi concittadini. E intanto, restiamo in tema, arriva la scomunica per i piromani, che adesso sono davvero maledetti. Piromani davvero maledetti. Il vescovo di Cefalù, infatti, li ha scomunicati. Ferite che fanno male, che non possono lasciare indifferenti, e mentre dal mondo politico si condanna senza però adottare misure capaci di fermare i delinquenti, dal mondo ecclesiale arriva, come detto, la scomunica per chi appicca il fuoco arrecando distruzione e danni infiniti. È stato il vescovo di Cefalù, Monsignor Giuseppe Marciante, durante l'omelia per la festa del patrono, a parlare di reato grave che pone i responsabili fuori dalla comunione della Chiesa perché i piromani commettono un crimine contro il Creatore. Da qui la scomunica per chi ha colpito nel cuore delle Madonie e in quasi tutta la Sicilia con i roghi che ancora continuano a mettere in ginocchio interi territori. E chissà che non arrivino sul serio le sanzioni pesanti nei confronti di chi appunto si macchia del grave reato. Ricordiamo che il presidente della regione, Nello Musumeci, ha chiesto per i piromani il carcere a vita perché è questo che si meriterebbero queste persone che non sono affatto malati di mente, ma semplicemente dei delinquenti che vanno fermati. E dopo la scomunica l'auspicio è che arrivi la mano pesante del legislatore. E cambiamo argomento. Speriamo che si sbaglino, è l'augurio dei siciliani sull'ondata di caldo prevista. Comunque allerta della protezione civile. Lello Casesa. Sarà la settimana più calda e afosa di quest'estate, probabilmente la più torrida degli ultimi 20 anni. È in arrivo tra martedì e giovedì un'ondata di caldo africano con temperature che sfioreranno i 45 gradi in tutto il paese, ma soprattutto nelle regioni meridionali. Massima allerta al sud, infatti, in Sicilia e Calabria, con il rischio incendi. Attivata immediatamente l'unità di crisi per fronteggiare questa emergenza. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha chiesto il massimo impegno ai suoi e la collaborazione dei cittadini. Fino a Ferragosto l'Italia sarà investita da un'ondata di caldo africano con temperature che arriveranno a 45 gradi a sud e 36-37 gradi al nord. Un evento eccezionale con pochi precedenti, ha detto Curcio, provocato da un campo di alta pressione subtropicale che investirà il Mediterraneo e che avrà il suo epicentro nelle giornate tra martedì e giovedì. Sono già stati spenti almeno 30 diversi incendi in tutto il paese con Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato. Fiamme in Sicilia, dalle Madonie in Ebrodi fino al Palermitano e poi ancora decine di roghi sull'Aspromonte con l'intervento dei mezzi aerei della Protezione Civile. L'appello del capo della Protezione Civile per evitare pericoli di ogni genere. Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi e le temperature che ci attendono impongono la massima attenzione. Noi non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi. Siamo al lavoro senza sosta per contenere i roghi, ma chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e cautela. È fondamentale, dice ancora Curcio, evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato dunque il DPCM con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale e il Dipartimento è già al lavoro per coordinare l'invio di volontari e delle colonne mobili. Sono più di 30 le richieste di intervento per la flotta aerea dello Stato che riguardano incendi in molte regioni italiane ed in particolare in Sicilia e Calabria. Al momento è fortunatamente sotto controllo. La frazione agrigentina di Monte Aperto ha ricordato le vittime di Marcinelle. Arturo Cantella. Agrigento non dimentica Carmelo Baio e Calogero Reale. Nel giorno del 65° anniversario della tragedia nella miniera belga di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui
2 della frazione di Montaperto di Agrigento, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alle vittime agrigentine. Nella giornata di ieri domenica, nella piazza principale di Montaperto, dinanzi alla lapide, il sindaco Francesco Miccichè ha deposto una corona di alloro, quindi un momento di commemorazione in ricordo dei 2 minatori agrigentini e in generale dei 163 lavoratori di nazionalità italiana deceduti nella sciagura di Marcinelle. L'iniziativa è stata fortemente sostenuta anche dalla consigliere comunale di Agrigento Ilaria Settembrino, che nel corso del suo intervento ha voluto ribadire come la presenza a Montaperto non è un'abitudine ma un dovere morale e civile. Quella di oggi è per noi una commemorazione sentita ed essere qui come ogni anno non è un'abitudine ma un dovere morale e civile. È doveroso per noi ricordare i compaesani Reale e Baio che hanno perso la vita nella miniera di Marcinelle e tutti gli altri i cui nomi sono incisi su questa lapide. Tutti loro con enorme sacrificio hanno lasciato le proprie famiglie, le proprie case, la propria terra, in cerca di un futuro migliore che desse la possibilità a loro e ai propri cari di sopravvivere. La tragedia della miniera di Marcinelle è soprattutto una tragedia degli italiani immigrati in Belgio nel dopoguerra. Tra il 1946 e il 1956 più di 140.000 immigrati italiani lasciarono il paese. Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto. L'Italia doveva inviare in Belgio 2.000 uomini a settimana e in cambio Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 kg di carbone al giorno per ogni minatore. Il nostro paese a quell'epoca soffriva ancora degli strascichi del dopoguerra, 2 milioni di disoccupati e grandi zone ridotte in miseria. E nel 1956, l'8 agosto, i 136 di loro rimasero sottoterra. Giornate come questa servono per ricordarci la nostra storia, i sacrifici che chi ci ha preceduto ha dovuto fare affinché noi oggi godessimo dei benefici del loro lavoro. Ma la storia purtroppo spesso si ripete. Parlare dei nostri connazionali che emigravano all'estero per cercare una vita e un futuro migliore non può non farci pensare a chi oggi arriva nelle nostre coste con il medesimo desiderio e il medesimo spirito. Per un malinteso, un disguido tra gli operatori in superficie e invece i minatori che si trovavano a 1035 metri sottoterra, proprio per un malinteso, uno di questi montacarichi dove venivano depositati questi vagoncini proprio ricchi di pieni di carbone, andava a portare un asse, una trave in acciaio, quindi si tranciava sia un cavo elettrico dell'alta tensione, si tranciava anche il cavo, quello che veicolava l'olio e anche quello che veicolava l'aria compressa proprio per il ricambio dell'aria. Quindi su 275, mi pare, minatori, 262 persero la vita. Di questi 262, 136 erano italiani. Di questi 136 italiani, 5 siciliani, e naturalmente di questi 5 siciliani, 2 erano agrigentini abitanti qui a Montaperto, che sono i primi 2 che noi leggiamo nella lapide. Questo che vuol dire oggi è un giorno quindi della memoria. La memoria perché è importante rivivere quello che è successo, prima per rendere onore a queste vittime che hanno perso la vita per un motivo nobile. Loro hanno abbandonato le loro case, hanno abbandonato le loro famiglie, hanno abbandonato i loro affetti per andare in terra straniera, quasi barattati dai governi, e poter andare a guadagnare qualcosa per poter poi rispedire alle proprie famiglie. Quindi questo fa onore a loro, è veramente l'argomento e la memoria principale di stasera. Poi, come anche altri hanno sollevato, 2 argomenti fondamentali che secondo me bisogna evidenziare in questa sede e che purtroppo, anche se parliamo del 1956, sono attuali come se fossero trasportati nel 2021. Il problema dell'immigrazione, come diceva anche il consigliere Settembrino, noi quasi ora siamo dall'altra parte e lo guardiamo con occhio diverso.
Io voglio aprire una parentesi perché fino a 9 mesi fa io facevo il medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP distaccato a Porto Empedocle, e tutti quelli che sono sbarcati nelle nostre coste dal 1997 fino al 2020 li ho visitati io a Porto Empedocle, io assieme agli altri miei colleghi medici. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché io ho visto negli occhi di questa gente la sofferenza, ho visto il dolore, ho visto la solitudine. Quindi io sto pensando adesso che nel 1956, ancora prima, c'era la sofferenza, c'era la solitudine nei nostri concittadini che purtroppo per problemi di lavoro, per problemi di sostentamento, dovevano abbandonare i propri cari. Attivato un punto tamponi alla Valle dei Templi di Agrigento. Ascoltiamo il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP, Vittorio Spoto. Dottor Vittorio Spoto, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP di Agrigento. Parte un servizio integrativo importante alla Valle dei Templi. Sì, il servizio è stato reso necessario dall'entrata in vigore del nuovo decreto che prevede per l'ingresso nei locali di cultura del Green Pass. Ora è successo che alcuni soggetti che avevano già prenotato le visite non avevano pensato che non fosse necessario per un locale in realtà aperto. E allora abbiamo dovuto sopperire in fretta e furia creando una struttura dove i soggetti che vogliono entrare e sono sprovvisti di Green Pass possono fare un tampone che ha una validità di 48 ore e può consentire l'ingresso, per cui è stato creato questo servizio di concerto con il parco L'Ende Parco, che è stato molto solerte, che dobbiamo ringraziare sin d'ora, per cui il servizio è reso ai soggetti che vogliono entrare nel parco archeologico, però sono sprovvisti di Green Pass, e quindi garantiremo questo servizio che è aperto al pubblico, a questi soggetti, non a tutti naturalmente, è gratuito e darà la possibilità a questi soggetti così di poter entrare nella valle. Solidarietà dell'UDC regionale e provinciale nei confronti di Rifondazione Comunista di Favara dopo il danneggiamento del locale che ospita il circolo Antonio Lompardo, la cui vetrata è stata sfondata con una spranca. A presentare una denuncia sull'accaduto ai carabinieri è stato il candidato sindaco di Favara Antonio Palumbo. In ricordo del marito, una donna di Realmonte dona un defibrillatore all'associazione Amici di Giallonardo. Vediamo. Grazie alla generosità e alla sensibilità della signora Cinzia Savarino, vedova di Giovanni Porrovecchio, sovrintendente capo della Polizia di Stato, prematuramente deceduto lo scorso mese di marzo all'età di 52 anni per arresto cardiaco, l'associazione Amici di Giallonardo, presieduta da Giovanni Alessi, ha ricevuto un defibrillatore che è stato collocato nello stabilimento balneare Baia delle Sirene a Giallonardo. Alla cerimonia di consegna, avvenuta nella giornata di ieri domenica, erano presenti, oltre alla vedova, i figli Alessio e Riccardo, il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, il vice sindaco, il presidente del consiglio, diversi consiglieri comunali e numerosi cittadini della comunità realmontina. Oggi ci troviamo qua nel ricordo di Giovanni. Giovanni, mio marito, purtroppo è deceduto il 22 di marzo di quest'anno a seguito a un infarto. Questa triste notizia che ci ha colpiti ci ha fatto riflettere quanto fondamentale e importante è la vita umana, e abbiamo voluto ricordare Giovanni donando un defibrillatore che, qualora ve ne fosse bisogno, salverà un'altra vita umana, nel ricordo sempre di Giovanni, e oggi siamo qua a ricordarlo. A nome dell'Associazione Amici di Giallonardo ringrazio Cinzia Savarino per
la nobile donazione che ha voluto fare alla nostra associazione, che chiaramente noi abbiamo messo a disposizione della comunità di Giallonardo e di tutte le persone che venendo in spiaggia a Giallonardo potrebbero beneficiare dell'utilizzo di questo defibrillatore, che è fondamentale nel primo soccorso d'urgenza. Speriamo e ci auguriamo ovviamente di non utilizzarlo mai e grazie ancora alla famiglia per il caro ricordo di Giovanni. Siamo qua a Giallonardo e in occasione di un'iniziativa lodevole, l'ho detto prima, Cinzia, che è la moglie di Giovanni, un poliziotto che purtroppo a seguito di un infarto è deceduto, anch'essa funzionario della Polizia dello Stato, ha deciso con i propri ragazzi, i figli di Giovanni, di donare un defibrillatore all'Associazione Amici di Giallonardo e Realmonte, in modo che laddove dovesse essere bisogno, speriamo di no, possa questo defibrillatore salvare delle vite. Io come sindaco del comune di Realmonte non posso che ringraziare Cinzia e i suoi ragazzi e Giovanni, che ha dato e darà per sempre un contributo al territorio di Realmonte. Grazie e spero che queste iniziative siano da monito per l'intera collettività, perché così si va verso un percorso virtuoso e di crescita nella giusta direzione. Annuncio filatelico per ricordare i 340 anni dalla fondazione di Realmonte. Arturo Cantella. Nell'ambito delle manifestazioni estive organizzate dal Comune di Realmonte, oltre ai momenti di spettacolo e di intrattenimento culturale, si è voluto anche ricordare con una cerimonia sobria che si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Realmonte i 340 anni della fondazione del Comune, la licenza Popolandi, con un annullo filatelico, momento che sarà propedeutico per l'anno prossimo all'emissione di un francobollo dedicato alla Scala dei Turchi di Realmonte, un'iniziativa già presa anche in considerazione dall'ente Poste Italiane, da girare al Mise, e fortemente voluta e sostenuta dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. 340° anniversario della licenza Popolandi, il comune di Realmonte è stato scelto da Poste Italiane per l'annullo filatelico. Abbiamo realizzato un'immagine, il fotografo Nuccio Zicari ha realizzato un'immagine per il comune di Realmonte che ritrae la Scala dei Turchi, e quindi cosa dire, si sta continuando con quello che si è detto sin dall'inizio, e cioè si cresce attraverso la bellezza, attraverso la legalità e quindi nella giusta direzione. Ringrazio Poste Italiane, ringrazio Nuccio Zicari e anticipo che il Comune di Realmonte si è già impegnato a fare la richiesta per ottenere il francobollo, quindi prossimamente si cercherà di mettere a punto anche questa ulteriore iniziativa. Questo evento rientra all'interno di un progetto che Poste Italiane sta portando avanti con i piccoli comuni per tutta una serie di servizi ad essi dedicati, e contestualmente alla proposta di questi nuovi servizi dedicati appunto ai piccoli comuni sono stati omaggiati ad alcuni comuni i servizi filatelici temporanei con le relative cartoline da dedicare ad un anniversario, un evento particolare. Per quanto riguarda il comune di Realmonte, è stato scelto tra il collega referente di area territoriale e l'amministrazione comunale, è stato scelto l'evento, l'anniversario dei 340 anni della concessione della licenza Popolandi. Questo timbro viene utilizzato oggi, sarà a disposizione per 120 giorni allo sportello filatelico di Agrigento Centro per chi volesse averlo, e a disposizione pure di tutti i collezionisti d'Italia che richiederanno questo timbro. Dopodiché viene ritirato e spedito al Museo Storico delle Telecomunicazioni. Quindi anche oggi il Comune di Realmonte entra a far parte nel mondo della marcofilia e della filatelia al Museo Storico delle Telecomunicazioni di Roma.
oggi è una giornata importante, una giornata storica per il Comune di Realmonte, perché oggi entriamo nella storia della Frateria della Poste Italiane e ringrazio il responsabile della provincia di Agrigento, Trapani e Palermo, Vito Cacciatore, che oggi con la sua presenza ha reso possibile questo evento. Ringrazio il fotografo Nuccio Zicari, perché con la sua foto ha rappresentato la nostra Scala dei Turchi, che è il nostro patrimonio, e ringrazio l'amministrazione che ha fortemente voluto questo evento. Tutte queste cose hanno racchiuso una giornata splendida, memorabile, che cercheremo di portare avanti con una nuova iniziativa, quella del francobollo della Scala dei Turchi, che cercheremo di portare avanti subito da settembre in poi, per fare in modo che nella prossima estate sia fatta questa giornata ulteriormente memorabile come oggi. E sono felicissima di far parte oggi di questa giornata storica per Realmonte, perché comunque il timbro verrà storicizzato e questa giornata verrà ricordata ovviamente. Le cartoline comunque verranno, per chi non è potuto venire qui, insomma, potrà trovarle in ufficio postale. Professore Tesè, presente a questo momento importante, inserito nel più vasto cartellone dell'estate realmontina, che ha visto già partecipare a diversi eventi che hanno raccolto abbastanza interesse verso la collettività, verso il pubblico, l'ultimo tra questi Santino Franco La Rosa e Litterio. Sì, è partita la stagione tra mille difficoltà e mille incognite, un cartellone piuttosto ricco che è rivolto a una utenza diversa tra di loro. Abbiamo momenti come quello che è stato citato insieme ad altri di natura culturale. Oggi siamo qua presenti per questo momento molto importante, perché riguarda sempre la promozione di questo territorio di Realmonte attraverso l'annullo filatelico, che riguarda anche la nostra tradizione, la nostra identità, l'identità di un territorio come quello di Realmonte, e che passa anche attraverso cosa? Attraverso la valorizzazione delle eccellenze di Realmonte. In questo caso il nostro amico Nuccio Zicari, che ha generosamente regalato, diciamo così, la sua arte per completare questa operazione di diffusione del territorio, della sua storia e della sua identità. Quindi questo è un modo, sono delle occasioni che consentono a un territorio di crescere in bellezza, di crescere nella valorizzazione delle proprie eccellenze e nella propria identità. Un incidente stradale si è verificato ieri in Viale Emporium a Lido Agrigentino di San Leone, con 3 auto coinvolte. Il bilancio è di 5 feriti, tra cui una bambina, tutti trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio. Per il tempo necessario ai rilievi da parte della polizia locale, il traffico nella zona è andato in tilt. Scala dei Turchi invasa dai turisti senza controlli. Arturo Cantella. Mare Amico e le guardie ittiche del GISE hanno voluto verificare di persona la situazione della Scala dei Turchi, posta sotto sequestro dalla Procura di Agrigento lo scorso anno perché a rischio crolli. Le immagini parlano chiaro: decine e decine di persone invadono giornalmente la Marna Bianca, scavalcando le transenne e violando i sigilli senza che nessuno dica nulla. Fino allo scorso anno la Capitaneria e i Carabinieri cercavano di fermare e spesso sanzionavano i trasgressori. Quest'anno invece non ci sono controlli, se i cittadini violano imbunemente la legge è lo Stato che perde la faccia. Vediamo le immagini proposte da Mare Amico.
Adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. I carabinieri hanno denunciato 10 immigrati per rissa, ospiti di un centro accoglienza di Raffadali. Gli immigrati di 18 e 20 anni sono giovani giunti dal Marocco e dal Bangladesh. Il professore Giuseppe Arnone aderisce a Fratelli d'Italia. Oggi a Favara, in conferenza stampa, ha spiegato le ragioni della sua scelta. Ascoltiamo Arnone al microfono di Giuseppe Moscato. Impegno personale che si concretizza anche nell'imminente elezione amministrativa a Favara. Fratelli d'Italia ha deciso a Favara di appoggiare la candidatura del dottore Montaperto, ritenendolo esso riferimento di un nucleo ampio della città, la città che vuole vivere, che vuole vivere una cultura, una nuova socialità. Pensiamo che come partito possiamo attrezzarci e ci attrezzeremo con una lista competitiva che abbia alla base il ritorno al rapporto con i cittadini. Vanno sistemati gli uffici del tributi locali, va rimodulata il servizio della nettezza urbana e vanno soprattutto allargate le platee dei contribuenti attraverso la diminuzione delle tasse che riguarda il recupero, lo spazzamento e lo smaltimento della spazzatura. Noi riteniamo che i servizi di rete, compresi quelli sociali, debbano ritornare a svolgere un ruolo di azione propulsiva nei confronti dei più deboli. Sappiamo che in questi anni il Comune è stato abbandonato a se stesso. Noi non vorremmo riprodurre ricette di grande valore messianico, ma vogliamo produrre ricette di problemi che si possono risolvere. Vogliamo una città normale e credo che il partito di Fratelli d'Italia oggi, insieme al candidato sindaco Montaperto, possa registrare una ordinaria amministrazione che è quello che ci vuole per risollevare la sorte della città. Oggi i partiti hanno una dimensione politica strasbordante, si ondeggia molto tra programmi mancati e promesse fasulle. Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia invece è un partito che dalla coerenza fa la propria bandiera. Ecco perché mi sono convinto a ritornare dentro Fratelli d'Italia, perché lo ritengo un programma che è un programma veritiero e un programma che arriva direttamente alla gente, all'opposizione con chiarezza, con programmi validi e soprattutto con la coerenza di sempre. Scuola a Messina, il punto con l'assessore comunale alla pubblica istruzione. Ma devo dire, io mi ritengo moderatamente soddisfatto per quello che è il quadro generale dell'edilizia scolastica. Abbiamo fatto una serie di incontri con i dirigenti scolastici chiedendo a tutti quanti loro di segnalarci tutte le eventuali necessità per poter ripartire in tranquillità rispetto a quelle che sono le condizioni attuali. Vi posso assicurare che il quadro che emerge non è assolutamente negativo, anzi stiamo partendo con tutta una serie di lavori che comunque ci daranno la possibilità di reperire ulteriori aule. Mi riferisco alla realizzazione di alcune scale antincendio in alcuni edifici scolastici che permetteranno l'utilizzo anche dei piani superiori e quindi diciamo che in linea generale in questo momento sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Abbiamo chiesto a tutti in maniera capillare di rappresentare quali fossero le reali problematiche in corso, e quando parlo di problematiche non necessariamente solo in chiave Covid ma in linea generale. Abbiamo registrato quelle che erano le necessità, per cui io ritengo che in questo momento il quadro è quello che prima vi indicavo. Chiaramente poi se il ragionamento è quello legato alla necessità di scaricarsi la coscienza e attraverso atti amministrativi scrivere al Comune semplicemente per dire io non ho responsabilità, allora quello è un atteggiamento che non credo sia utile né alla scuola né alla collettività tutta. Quindi io immagino che se sono state tracciate delle modalità operative attraverso il dialogo, attraverso il confronto e un'apertura totale, vi aggiungo che il Sindaco quest'anno ha introdotto una novità assoluta che riguarda le manutenzioni ordinarie, cioè i dirigenti scolastici avranno una quota parte di denari che possono utilizzare direttamente per la manutenzione ordinaria. Se io devo cambiare la classica maniglia nella porta della scuola non devo necessariamente aspettare il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici per cambiare la maniglia, me la cambio in autonomia, guadagno tempo e guadagno anche in termini di fruibilità del fabbricato stesso. Quindi se la strada tracciata è quella giusta,
questo lo vedremo. Mi auguro che ci sia il buonsenso da parte di tutti, come normalmente dovrebbe accadere in generale. È tutto per questa edizione, grazie di averci seguito e arrivederci.